Il palio è tradizione, ma al quinto palio vissuto da presidente, quali novità? Certamente tante novità, anche se manteniamo quello che è lo spirito e il formato della tradizione, che da 45 anni, giova ricordare che questa è la 45esima edizione, è un appuntamento centrale per Feltre. È conto alla rovescia per i momenti più salienti del palio. Dopo la cena dei quartieri di ieri sera funestata dal tempo, si scrutano le previsioni per domani quando, dalle 15:30 in poi, la manifestazione verrà trasmessa in diretta dai nostri canali. Il palio è sono emozioni, adrenalina, coinvolgimento dedicate a tutti. Sono tantissime le attività che proponiamo per i ragazzi, per gli adulti, con diversi tagli, un approfondimento culturale, storico, appunto le gare, la parte di ristorazione. Un divertimento aperto a tutti in una cornice architettonica e naturale magnifica come quella della nostra città. La manifestazione, ripresa nel 1979, si concluderà domani con le due gare in Prat del Moro, prima il tiro alla fune, poi la spettacolare e attesissima corsa dei cavalli. Una gara di alto livello che cerchiamo di svolgere con la massima attenzione alla salute dei cavalli. Sono terminate da poco le visite veterinarie con una commissione veterinaria di altissimo livello, proprio perché cerchiamo di fare tutto nella massima sicurezza per il pubblico e per gli equidi.